Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buonasera, grazie a voi per essere presenti, grazie a Laura Arduino. Ricominciamo dal titolo Fruttero e Lucentini, basta il nome. Fruttero e Lucentini è il nome della ditta, è un nome unico, veniva chiamata la premiata ditta, in realtà premi letterari non ne hanno avuti praticamente mai, li ha premiati il pubblico. I titolari erano due all'anagrafe, Carlo Fruttero, quasi torinese, Franco Lucentini, romano de Roma. Una ditta, due titolari all'anagrafe, tre i mestieri come sono queste serate. E queste serate le abbiamo dedicate ai tre mestieri di Fruttero e Lucentini, scalandole da quello praticato per meno tempo, ed è stata la serata scorsa, la prevalenza del cretino, Fruttero e Lucentini come osservatori del costume, leggeva Giuseppe Cederna, per arrivare alla terza serata, che sarà Licia Maglietta a leggere La donna della domenica, il mestiere di scrittori, che è il mestiere che hanno praticato sempre, fin da quando si può dire hanno avuto uso di ragione. Che cosa c'è in mezzo? Di che cosa si parla questa sera? Che cosa leggiamo? Per saperlo cominciamo da una frase di Fruttero e dall'occasione in cui fu pronunciata. L'occasione fu triste perché furono i funerali di Franco Lucentini nel 2002. E la frase era questa: per noi anche lo scrivere una giustificazione per l'assenza da scuola delle figlie era un problema di stile letterario. Una frase straordinaria, tanto più stasera che abbiamo Carlotta Fruttero tra il pubblico e tenuto presente che le figlie ce le aveva soltanto Carlo Fruttero, non Franco Lucentini. Ma dietro questa frase c'è una cosa importante, cioè l'idea che perfino una giustificazione scolastica sia un genere letterario. E il lavoro che si presenta questa sera è il lavoro che hanno fatto Lucentini e Fruttero sui generi letterari, cioè il lavoro degli editor, il lavoro dei traduttori. Il lavoro dell'editor è un lavoro invisibile, loro lo hanno svolto per 50 anni nelle maggiori case editrici straniere e italiane. Dico straniere perché Lucentini, che ha vissuto per molti anni a Parigi, lo faceva in francese per case editrici francesi. Poi sono passati all'Einaudi, dove hanno cominciato a lavorare insieme. È stata un'amicizia nata a Parigi nel 1953 che si è trasferita armi e bagagli in Italia. Erano colleghi all'Einaudi e all'Einaudi hanno cominciato a disegnare dei lavori che erano delle antologie di fantascienza, antologie di storie di fantasmi, e poi sono passati alla Mondadori, cioè da una casa editrice di elite a una casa editrice popolare. Il senso del loro lavoro di editors, di facitori di testi, di grandi traduttori, un po' da tutte le lingue, come raccontavo la volta scorsa, Franco con questo essere poliglotta, con questo conoscere 17 lingue, è consistito in che cosa? Nel prendere dei generi letterari che erano o venivano considerati di serie B, generi letterari popolari come il giallo, come la fantascienza, come il poliziesco, come la storia di fantasmi, come la storia di guerra, come il fumetto, e, dato che siamo in banca, in una banca lo si può dire, promuoverli in termini finanziari alla tripla A, a titoli di grande valore. Ed è questo che hanno fatto per tutta la vita. A un certo punto è capitato a me personalmente di rendermi conto che c'era tutta questa attività sommersa, dispersa in giornali, in libri, in prefazioni, in postfazioni, e mi è venuta l'idea di montare questo libro qui, che dà il titolo alla serata, I ferri del mestiere, manuale involontario di scrittura con esercizi svolti. L'idea era che attraverso questo lavoro su tutti i generi letterari loro avessero ottenuto per 50 anni una vera e propria scuola di scrittura che si poteva costruire, raccogliere e riproporre.
Ma in realtà la cosa più importante del titolo e del sottotitolo, I ferri del mestiere, manuale involontario di scrittura con esercizi svolti, è l'aggettivo involontario. Cioè loro stessi non se n'erano accorti. Bisognava costruire l'indice di questo volume e di fatto l'indice di questo volume è il testo, l'insieme delle letture che questa sera vi presenterà Gabriele Lavia. Perché il libro è fatto come un manuale di geometria dove ai teoremi seguono gli esercizi svolti. Loro che cosa facevano? Facevano delle antologie di fantascienza o di storie di fantasmi, raccoglievano il meglio che ci fosse in quell'ambito e ci infilavano quasi sempre un racconto scritto da loro che però firmavano con uno pseudonimo americano o americanizzante. Questi scritti non sfiguravano assolutamente accanto a quelli antologizzati. Per cui I ferri del mestiere è fatto per capitoli dedicati ciascuno a un tipo di scrittura, un ferro del mestiere, il dialogo, la parodia, eccetera, eccetera, o la traduzione, o a generi letterari, per l'appunto, come il giallo, la fantascienza, il fumetto, eccetera. Il testo col quale comincia la lettura di questa sera è sia un testo teorico sia un esercizio svolto, perché si intitola Note per un racconto didattico ed è un racconto sulle scuole di scrittura, un racconto che mette in scena, come vedrete, la stessa scrittura creativa. Poi abbiamo due scritti, o meglio, uno e mezzo dedicati alla fantascienza. Uno sul loro rapporto con la rivista Urania che hanno diretto per 20 anni, dal 62 all'82. E poi un testo di passaggio, giallo e fantascienza, che fa vedere le similitudini fra due grandi generi popolari da loro promossi, come appunto il racconto giallo e il racconto di fantascienza. E poi un testo breve e straordinario all'inizio degli anni 70, loro si definivano cercatori di precedenti. Loro sostengono che lo sbarco sulla Luna avvenuto nel 1969 fosse un'impresa ottocentesca, non un'impresa contemporanea, un qualcosa alla Jules Verne. Sarà interessante sentire la dimostrazione. Dopodiché, passando dalla fantascienza alla traduzione, Franco Lucentini faceva su Urania una cosa straordinaria, vestiva i panni del professor Marziano e faceva scuola di scrittura, in particolare faceva scuola di traduzione. Ricevette 128 saggi di traduzione delle prime righe di un racconto di fantascienza di Theodore Sturgeon e le corresse con acribia, con scrupolosità, con spiritosaggine per ben 40 pagine, la più straordinaria lezione di traduzione che conosca, e sulla traduzione abbiamo una lettura intitolata Mestiere senza prezzo. Accanto alla traduzione abbiamo la parodia che loro avrebbero voluto mettere come materia di studio d'obbligo nella scuola. Sentirete una parodia di un testo celeberrimo di Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, testo che loro hanno peraltro magistralmente tradotto e annotato per Einaudi, Dottoressa Jekyll e signora Hyde, scritto da Fruttero e Lucentini. Questo libro, I ferri del mestiere, è uscito da Einaudi nel 2003, questa è la prima edizione. Fu progettato quando erano tutte e due ancora vivi, fu progettato nei primi mesi del 2002. Franco poi nell'estate, come già vi ho detto, venne volontariamente a mancare, quindi questo libro ha avuto un destino strano e straziante, è uscito semipostumo e raccoglie come ultimo scritto un ricordo di Franco Lucentini, scritto da Fruttero, di cui ascolteremo questa sera all'inizio. E per risollevare un po' l'umore, questa sera in esclusiva avrete lo svelamento del segreto di come i due, Fruttero e Lucentini, facessero a scrivere in due. Ve lo raccontano e vedrete che il segreto del loro scrivere in due riguarda esattamente alla radice proprio nel loro mestiere di editor, di lettori professionali per case editrici. Lo sentiremo leggere da Gabriele Lavia. Lascio il suspense, lascio la parola a Gabriele Lavia. Grazie. Buonasera. Buonasera.
Sono letture difficilissime e vi comunico che prenderò delle papere, perché la scrittura di Fruttero e Lucentini è apparentemente piana, ma invece è molto complicata. Come leggere in due prima di scrivere. Confucio, che inventò le antologie, ne compose due, ma le chiamò semplicemente libri. Sheking, il libro delle odi. Shuking, il libro delle storie. Il primo libro occidentale a chiamarsi antologia, e cioè Florilegio, fu una raccolta di poesie brevi curata da Diogeniano di Eraclea nel secondo secolo dell'era nostra. Diogeniano e i suoi successori greci e bizantini, d'altra parte, i loro fiori li coglievano da soli, o anche, come il monaco Planude, che nel secolo XIII rifece l'antologia palatina sopprimendone più della metà, li buttavano via, ma sempre da soli. I primi florilegi a quattro mani non si ebbero che al principio dell'Ottocento, con i canti popolari tedeschi, raccolti da von Arnim e Brentano, e i 3 volumi di fiabe per i bambini e le famiglie dei fratelli Grimm. Poi però, con l'avvento dei grossi manuali per le scuole e le persone colte, l'uso di antologizzare in coppia si diffuse al punto da diventare quasi una regola. Tant'è vero che a nessuno, tra quasi 20 anni, ci assillano con la domanda come fate a scrivere in due, ci ha mai chiesto niente a proposito delle antologie, eppure queste spiegano quello, almeno nel nostro caso. Risaliamo infatti alle meraviglie del possibile. In cinese Isfiking, il primo libro della fantascienza, la cui geniale idea, del resto, non fu nostra, ma di Sergio Solmi, che la girò a Einaudi, che ne affidò l'esecuzione a Fruttero, che si associò come antologista Lucentini. Come procedemmo dopo aver fortunosamente raccolto un'ottantina di paperbacks tra americani e inglesi per un totale di circa 1000 short stories? Ci spartimmo i volumi e ciascuno scelse per conto suo, nella propria metà, le 25 storie a suo giudizio più belle. Dopodiché ci scambiammo i volumi e ripetemmo l'operazione. Risultato allucinante. Delle 50 storie su 1000 scelte da ciascuno di noi a insaputa dell'altro, 44 si rivelarono le stesse. Ce n'era abbastanza per lasciare a Solmi la scelta definitiva, che fu di 29, per complessive 600 pagine, più la magistrale introduzione dello stesso Solmi. Ma bastò anche a farci capire che, per gente in grado di leggere in due all'88%, scrivere in due sarebbe stato un gioco di fanciulli. Note per un racconto didattico. E così è arrivato anche in Italia, prevedibilmente a Milano, il creative writing. Non abbiamo assistito al corso tenuto in quella vivace metropoli dal nostro amico Pontigia, ma le sue lezioni saranno state di sicuro intelligenti, illuminanti. Gli abbiamo anzi suggerito di raccoglierle in volume, certi, come siamo, che un tal volume andrebbe a ruba. Gli iscritti, ci ha raccontato Pontigia, erano gente già piuttosto articolata, professionisti pubblicitari, politici, insegnanti, studenti, e, ben inteso, aspiranti scrittori, tutti consapevoli delle proprie artrosi e rugginosità linguistiche, tutti desiderosi di apprendere le ginnastiche ed eventualmente i segreti del mestiere. Numero chiuso a 80, ma a centinaia premevano per partecipare e non c'è dubbio che la cosa crescerà, verrà prima o poi estesa ministerialmente alle università di Stato, diventerà normale materia di insegnamento, come da decenni accade nelle università degli Stati Uniti. Critici e scrittori italiani farebbero bene ad affilare fin d'ora le loro armi più cincischiate in vista del radicale dibattito che infallibilmente ne nascerà,
occupando le arene un tempo riservate alla crisi del romanzo, della poesia, allo sperimentalismo, al plurilinguismo, al rapporto tra letteratura e società, eccetera. Quanto a noi, ci prepariamo a scrivere un racconto che abbiamo in mente da moltissimo tempo, da quando cioè, più di 20 anni fa, cominciamo a occuparci di fantascienza con professionale continuità. Ricevevamo e leggevamo regolarmente vari mensili e quindicinali americani del ramo Galaxy, Analog, The Magazine of F and SF, eccetera, in ogni numero dei quali ricorreva la pagina pubblicitaria di una scuola per corrispondenza di creative writing. La illustravano, al modo dei monumenti ai caduti davanti ai municipi di paese, fotografie formato francobollo, in bianco e nero, sia di scrittori moderatamente rinomati nell'ambiente della fantascienza, del poliziesco e del genere rosa, gli insegnanti, sia di ex allievi che testimoniavano di aver cominciato a vendere lucrosamente la loro produzione appena terminato il corso. Ricordiamo una paterna e autorevole figura con la pipa, un giovane affilato in camicia a scacchi, una briosa signora con vistosi orecchini e un'altra più anziana, canuta, dall'aria dolce e volitiva insieme. Quel campionario, ripetuto mese dopo mese, suscitava in noi una sottile tristezza, cui ci sforzavamo di opporre ogni possibile argomento. La colpa, ci dicevamo, era quella funeraria impaginazione, nonché in buona parte dei pregiudizi, meglio dei riflessi romanticamente elitari che sopravvivevano in noi. L'idea che non valesse la pena di imparare a scrivere se non per tentare di scrivere Moby Dick era ridicola e nociva. Meglio questo accostamento alla letteratura, pragmatico, ragionevole, che non sboccava in lacrimosi fallimenti, non si lasciava dietro una scia di Melville mancati, ma promuoveva, era ora, l'onesto artigianato, come le analoghe scuole per elettrotecnici e stenodattilografe. D'accordo, c'era un po' troppa casalingheria in quelle facce soddisfatte, troppo tinello, troppo doppio garage, troppa coscienza dei propri limiti, troppa, come dire, normalità, ma non ci malinconivano forse ancora di più le facce e le opere segnate da salivose velleità, da sregolatezze inconcludenti, da una genialità superficiale così tortuosa da confondersi con l'inettitudine? E poi non era detto, chissà, che proprio di lì, da quei ranghi operosi, diligenti, modesti, da quel chissà parte il nostro racconto, oggi felicemente sistemabili in un ambiente italiano. L'eroe da seguire è un giovane senza lavoro, ma ci tenta anche un prepensionato, che con notevoli sacrifici, magari un prestito, paga la sua quota di iscrizione alla scuola milanese di creative writing. Non perde una lezione, una sillaba, fa domande, fa tesoro, si esercita nei lunghi tragitti sui treni di pendolari e nella provinciale indigenza di, mettiamo, Borgomanero, Mortara, sopportando la derisione o quantomeno lo scetticismo di amici, ragazze, baristi, bottegai, macellaio, incartandogli la trippa. Allora, come vanno i promessi sposi? L'interesse per noi di una simile vicenda starebbe, a saperlo fare, nel mimare l'evoluzione lessicale stilistica del protagonista che chiameremo in via provvisoria Walter. O un nome di immigrato, Carmelo o Salvatore, sarebbe forse più giusto, per molti motivi, ma la componente meridionale implicherebbe vertiginosamente un problema già di per sé complicato. Narrazione in terza persona, più ardua, ma più efficace della prima persona, che qui scivolerebbe per forza in una tormentosità diario-intellettualistica poco credibile.
Walter dunque maneggia all'inizio una lingua alquanto rudimentale, povera, infarcita di cliché scolastici, giornalistici, televisivi, eccetera, qualche miserabile eleganza, qualche errore d'ortografia e di grammatica, oggetti, paesaggi, persone, piccoli episodi, dialoghi, pensieri, tutto dovrebbe apparire attraverso questo velo di pattume linguistico, questa polvere desolata, ma senza forzature sarcastiche, parodistiche. Insensibilmente si dovrebbe passare a una fase di arricchimento, di timida e poi via via frenetica debordante acquisizione. Gli stessi compagni di viaggio, le stesse stazioncine, le stesse risaie, le stesse pizzerie, le stesse vie di Milano, ma deformate, impreziosite da immagini barocche, similitudini ricercate, un lessico sempre più sontuoso, una sintassi sempre più funambolesca. Un flirt ferroviario con una ragazza che frequenta una scuola di grafica o di recitazione e che Walter di giorno in giorno, di pagina in pagina, va esaltando, idealizzando, trasfigurando. Sarà probabilmente il mezzo migliore per illustrare una simile curva, ma anche qui le successive metamorfosi lirico-erotiche di Cinzia o Daniela o Loredana dovrebbero essere il più possibile sfumate, plausibili, riducendo al minimo l'effetto meccanico di exercice de style da una parte e dall'altra il rischio che il lettore scambi Walter per un paranoico. Cinzia o Deborah, o forse soltanto Anna Maria, sarà inoltre assai utile per introdurre la parabola discendente. Da lei potrà partire lo sgonfiamento, il rinsavimento, il primo passo verso una maggiore sorvegliatezza e sobrietà. Pensiamo a una camera di alberghetto a Novara, con pioggia, termosifoni spenti, mozziconi, fondi di birra o Coca-Cola, e a un subitaneo orrore per quella biancheria intima, scarlatta, lussureggiante di poveri pizzi. O al contrario sarà Cinzia a infrangere bruscamente il processo espansivo, implodendo in crudezze del tipo: ma che me lo fa fare di stare con un morto di fame che porta la maglia di lana? Io mi metto con Giulio, sarà ignorante, ma va in giro in BMW. Ramificazione. Giulio è un pubblicitario, da cui rivalità e gelosie anche di linguaggio. Walter lo chiama con inutile disprezzo quel Casanova assorbente, quel Don Giovanni deodorante, fine comunque del bello scrivere, sparizione di fregi, volute, dorature, tutto si asciuga, si contrae, ma avvitandosi in direzione introspettiva. Walter analizza gelidamente se stesso, non vede altro, non registra altro, minuziosità e aridità crescenti, fino a una sorta di crisi di guarigione provocata da una casuale irruzione di realtà. Minima rottura di un tubo dell'acqua in cucina, o massima rapina alla piccola oreficeria dello zio Walter, un vecchio diabetico. Scrittura che torna a essere focalizzata sul mondo esterno con dimessi intenti notarili, abolizione della soggettività, soppressione di tutti gli aggettivi, meticolose descrizione degli oggetti, persone, eccetera, già viste, accanimento sul dettaglio fino all'astrazione, le circonvoluzioni di tratti di trippa, le macchie di cuperose sulle guance del macellaio. Da questo lento, travagliato recupero dovrebbe infine emergere una lingua narrativa pulita, consapevole, elastica, viva e, ma è la parte più difficile, 2 o 3 righe d'esempio e via, bellissima. Perché contro ogni probabilità Walter diventa davvero un grande scrittore, arriva davvero al capolavoro. Sarà ovviamente impossibile darne la dimostrazione. La scoperta o colpo di scena avverrà per vie indirette 2 anni dopo alla Buchmesse di Francoforte, 3 anni dopo a New York, o magari in un villaggio marocchino dove la vetrina di una cartolibreria esibisce una foto di Walter. Il suo libro è stato tradotto perfino in arabo.
Cinzia e Giulio la notano e risalgono sulla BMW. Il modello però è ormai antiquato e litigano aspramente. Meno soddisfacente per il lettore, ma più praticabile per noi, sarebbe una chiusura in minore. Walter si rende conto di aver imparato a scrivere, intuisce il proprio genio, progetta il capolavoro, anticipa il trionfo e la sua inesorabile cinerea vanità rinuncia, riprende a pensare, vedere, parlare, scrivere dunque, esattamente come all'inizio. Si rannicchia per sempre nell'oreficeria dello zio diabetico, che un giorno erediterà. 40-50 pagine dovrebbero bastare, o forse 4-5. Urania, 50 anni di profezie di Carlo Fruttero. Poco più di un anno fa, 2001, il telefono squillò a casa mia verso le 2 del pomeriggio. Chiamava da Vigevano, dove abita il mio vecchio amico Lodovico Terzi. Hai la televisione accesa? Stai vedendo? Non stavo vedendo. Accendi subito, succede una cosa incredibile, pura Urania. Era l'11 settembre. E quello che scorreva sullo schermo era effettivamente una copertina di Urania. 2 grattacieli stroncati da 2 aerei, fiamme, fumo, gente che si gettava dalle finestre. L'America under attack. Di scene del genere ne avevamo lette pubblicate non poco nel corso degli anni. Gli attaccanti potevano essere extraterrestri, ovvero sovietici, una setta segreta con vertiginose ambizioni di conquista mondiale, ovvero un gigantesco asteroide. Ma l'immagine era quella, lievemente, come dire, démodé, archiviata nella memoria di tutti i lettori di Urania, la rivista di fantascienza più famosa, diceva lo slogan di copertina, che oggi compie 50 anni. Per un pezzo ne fummo, Lucentini e io, i curatori, con saltuarie collaborazioni di Lodovico Terzi. Ora però cerchiamo di precisare un po' il quadro. Lodovico vive tra gli antichi muri di una splendida cittadina dell'Italia settentrionale che ha un grandioso passato, un Gian Galeazzo Visconti, una piazza ducale tra le più sensazionali d'Italia, per non dire del mondo. Da un simile concentrato di storia, un tranquillo cittadino di oggi prende il telefono, Lodo non vuole il cellulare, e chiama un altro tranquillo cittadino di oggi, anch'egli privo di cellulare, per segnalargli un avvenimento che si svolge dall'altra parte dell'oceano, ma che è visibile in tempo reale su una macchina da salotto e che è tuttavia collegata con satelliti rotanti nello spazio a folle velocità. Già questo, basta pensarci un attimo, è non poco fantascientifico. Ma poi emergono altri particolari ancora più uranieschi. C'è un cattivo, ricchissimo e fanatico, che ha organizzato tutto, è un arabo, con una lunga barba grigia, si nasconde chissà dove, forse tra le impervie montagne dell'Asia centrale. Subito il presidente ordina che gli sia data la caccia, che venga preso dead or alive, e manda i suoi soldati a snidarlo tra grotte e burroni, in un territorio di marziana aridità. Ma intanto lettere contenenti il micidiale bacillo dell'antrace vengono diffuse negli Stati Uniti. Gli uffici postali sono sorvegliati giorno e notte, le cassette delle lettere guardate a vista, i controlli sui passeggeri aerei si fanno stringenti, un viaggiatore viene scoperto con dell'esplosivo nascosto in un tacco. Avremmo pubblicato un romanzo del genere su Urania? Certo, e anzi l'abbiamo fatto più di una volta. Ma non dico questo per sollevare la tediosa questione circa il valore profetico della fantascienza.
su quante cioè delle sue previsioni si siano o no avverate. Urania non fu mai concepita e letta come una specie di manuale a uso dei maghi, veggenti e chiromanti. Con un occhio riconoscente ai due grandi precursori, Jules Verne e Herbert George Wells, si trattò sempre soltanto di ipotesi, estrapolazioni, intuizioni più o meno plausibili, scritte più o meno bene, con un fondamento scientifico, sociologico, politico più o meno coerente. Ma di fronte al crollo delle torri gemelle di New York, il lettore abituale di Urania non può essere caduto totalmente dalle nuvole. Terribile, straziante spettacolo, eppure possibile. E in senso lato prevedibile. Il fatto è che al di là dei dettagli di ogni caso specifico, Urania, tutta la fantascienza, ha avuto la funzione, si potrebbe dire il merito, di far pervenire ai suoi lettori un rintocco in assonanza con quello celebre del poeta John Donne: per chi suona la campana. Nessuno è al sicuro, nessuno si salva. La nostra civiltà è fragilissima, può crollare in ogni momento, anche nel modo brutale, figurativamente rozzo, di un aereo dirottato che entra in un grattacielo, di una mano guantata che infila una busta velenosa in una cassetta postale. Così va il mondo, così vanno tutti i mondi possibili e impossibili, travigevano e le più remote galassie. Giallo e Fs. A, puntato, si voltò di scatto tendendo l'orecchio. Il rumore si ripeté. Una storia che contenga una frase come questa, teoricamente, può essere di qualsiasi genere, ma in pratica si può scommettere che o sarà poliziesca o di fantascienza. E già questo dimostra l'affinità tra i due generi di narrativa. Nell'uno il rumore sarà in relazione con un delitto, nell'altro il rumore con un arrivo di marziani e magari la fine del mondo. Ma in entrambi i casi la faccenda in relazione col rumore è un'incognita ed è quest'ultima, non A, punto, né qualsiasi altro personaggio la vera protagonista del libro, perché la storia poliziesca o di fantascienza, tuttavia, perché ci sia, non basta che ci siano una o più incognite, bisogna che queste siano contenute nella storia allo stesso modo, appunto, delle incognite algebriche, e che la storia sia l'equazione che permette di risolverle. Altrimenti, se cioè l'elemento strano e sorprendente resta irrisolto, fine a se stesso, avremo soltanto quel prodotto dell'irrazionalismo di tutti i tempi, che sono le storie horror da una parte e quelle di fantasmi dall'altra. Così impostato, il problema dei rapporti tra narrativa poliziesca e fantascientifica si lascia risolvere con facilità anche per quanto riguarda la differenza specifica tra i due generi, la quale dipende infatti semplicemente dall'estensione delle due equazioni. Torniamo al nostro esempio. A si volta di scatto tendendo l'orecchio. Il rumore si ripete. Nel caso del poliziesco, la spiegazione del misterioso rumore è contenuta in una cerchia molto ristretta di elementi noti, in un sistema di dati estremamente limitato nello spazio e nel tempo. Anzi, tutti sanno che quanto più è ristretta la cerchia, tanto più emozionante e sospensivo potrà riuscire il giallo. Laddove, quando l'assassino, poniamo, viene dall'Australia, o quando la causale del delitto implica il bisnonno dell'assassinato, quasi sempre il lettore s'addormenta a pagina 28.
Nel caso della storia di fantascienza, invece, la cerchia dei sospetti comprende potenzialmente l'intero universo fisico, con tutto il suo spazio e tutto il suo tempo trascorso e da trascorrere. Il rumore sentito da A, per esempio, può essere quello fatto da un mostro che occhieggia fuori dalla finestra, o quello di una strana crepa che lentamente si va allargando nel muro della stanza accanto. Ma la terra incognita che si estende dietro la mostruosità di quel mostro, dietro la stranezza di quella crepa, non c'è FBI che pasti a sorvegliarla, e le auto dell'87° distretto, se avranno la temerarietà di avventurarvisi, difficilmente faranno ritorno. No. Qui, per capire cosa sta succedendo, ci vorranno fior di scienziati, e per ristabilire l'ordine bisognerà mobilitare l'esercito, l'aviazione e la marina degli Stati Uniti al completo. Né è detto che gli scienziati capiranno, o che gli stati maggiori, i quali, anzi, 2 volte sì e una no, ci fanno meschine figure, riusciranno a risolvere la situazione. Un'altra differenza col poliziesco, infatti, è che in fantascienza la crepa nel muro, la misteriosa perturbazione dell'ordine dell'universo, non sempre si risolve con la punizione del colpevole, o meglio, non sempre il colpevole è la crepa, il mostro, l'assassino. Spesso il colpevole è l'assassinato, cioè la stessa umanità che da sé medesima si è tirata addosso il disastro. Lo sbarco sulla Luna, un'impresa ottocentesca. Quando i primi astronauti misero piede sulla Luna, la televisione ci intervistò. Un signore gentile ci informò che milioni di italiani erano in ascolto e ci pregò di dire 2 parole su quel meraviglioso avvenimento che apriva una nuova era nella storia dell'umanità. Ci fu chiesto quale sarebbe stato, secondo noi, l'avvenire della fantascienza, ora che era stata finalmente raggiunta dalla realtà. Sarebbe morta? Sarebbe sopravvissuta melanconicamente come una vecchia diva in un pensionato, ricevendo le visite di un numero decrescente di canuti ammiratori? Rispondemmo di no, che la straordinaria impresa dell'Apollo non metteva affatto in pericolo la fantascienza, e restituimmo il microfono all'intervistatore. Ci mancò il tempo di spiegargli che la conquista della Luna non apriva, ma chiudeva un'epoca. E ce ne mancò, per la verità, anche il coraggio. Fare la parte della doccia fredda davanti a milioni di persone frementi di eccitazione e di entusiasmo non piace a nessuno. Pure quella era e rimane la nostra opinione. Quando Neil Armstrong impresse la prima orma umana sulla polvere del nostro satellite, ciò che noi provammo, al di là dell'ammirazione per il coraggio suo e dei suoi compagni in generale, per l'intraprendenza e la genialità della specie a cui apparteniamo, fu un senso di tristezza, di conclusione, di definitiva solitudine. Anche se è avvenuta nel 1969, la conquista della Luna è in realtà un'impresa ottocentesca. Appartiene idealmente a quel secolo di fondamentale ottimismo, di sanguigna e orgogliosa fiducia nella scienza, di vaste e nobili aspettative. E anche se nei prossimi 50 anni altri ardimentosi sbarcheranno su Marte, su Venere, su tutti i pianeti del Sistema Solare, questo non ci avvicinerà di un passo, si fa per dire, alle stelle della nostra galassia, che sarebbero l'unica vera via d'uscita per 10 o 20 miliardi di uomini sottonutriti e isterici che popoleranno la Terra nel prossimo secolo. I viaggi spaziali, così come li abbiamo concepiti e realizzati, ci inchiodano nella nostra piccola gabbia, ci costringono a misurare concretamente i confini del nostro giardinetto. Più in là non è possibile andare, gli ordini di grandezza cosmici noti da secoli
ma finora amalgamati alla generica impossibilità di uscire dalla nostra atmosfera, acquistano di colpo tutto il loro spicco vertiginoso, tragicamente irraggiungibile. L'altissimo muro dello spazio profondo è infine davanti a noi e nessuno vede come lo si possa scavalcare con i mezzi e le idee tecnologiche di cui disponiamo attualmente. Era prevedibile che la fantascienza avrebbe acquistato molti nuovi lettori dopo questa brusca caduta di sipario, e così infatti è avvenuto. Né noi, né i nostri figli, né i nipoti dei nostri nipoti esploreranno Riegel, combatteranno contro i denebiani, scivoleranno in un universo parallelo, viaggeranno con le macchine del tempo, troveranno oltre alla porta della cucina la quarta dimensione. Questo ci dice in sostanza la conquista della Luna. E allora l'ignoto, l'imprevisto, l'inaudito non resta che andarseli a cercare nei racconti e nei romanzi di fantascienza che escono una volta per sempre dalla letteratura predicente e si reggono o cadono esclusivamente sulla loro capacità di rappresentazione e suggestione. Nello stesso tempo la fantascienza è diventata paradossalmente una letteratura d'attualità, per non dire di cronaca quotidiana, l'unica che non si ascolta in contropiede dal crollo improvviso di tanti miti, di tante ideologie, di tanti equilibri, avvenuto in questi anni. L'unica a saper trattare senza moralismi, lamenti, esortazioni o totale smarrimento fenomeni come l'inquinamento, la violenza teppistica nelle città, i gruppuscoli rivoluzionari, le frenetiche bizzarrie della moda, i travestimenti di tutti i sessi, i continui capovolgimenti di fronte dell'alta politica, il senso sempre più angoscioso di girare in tondo, di annaspare nel buio che prova oggi l'uomo della strada, il pessimismo che molti in passato rimproveravano alla fantascienza diventa così un fattore positivo se dobbiamo in ogni modo cavalcare la tigre. Ci dà un certo sollievo cavalcarla con chi ci sta in groppa da anni. Mestiere senza prezzo, 1989. Cribbio, stanno sopraggiungendo gli sbirri. Un traduttore che così decidesse di volgere il grido di un narcotrafficante di Los Angeles potrebbe poi, in un'eventuale contestazione, dimostrare agevolmente al giudice che la sua versione è corretta, fedele e degna di pronto pagamento. Eppure una frase simile in una pagina, per esempio, di Chandler ne distruggerebbe senza rimedio la coerenza. Il calore, l'atmosfera avrebbe forse il potere da sola di inquinare l'intero libro. Il giudice se ne deve allora dedurre che parole come cribbio e sbirro, evocatrici di troppo diverse realtà italiane, non vanno mai usate in una traduzione. Non esiste un codice della traduzione, vostro onore. In bocca a Jean Valjean, a un vecchio pirata di Stevenson, a un truce oste fiammingo di Simenon, quelle parole non striderebbero affatto, resterebbe soltanto il verbo sopraggiungere a suonare abusivo, disomogeneo. Sicché il giudice, per omogeneità basterebbe dare un tocco più rude, svelto, aggiornato alla battuta chandleriana, traducendola magari con «merda, c'è la fottuta madama». No, vostro onore, meglio di no. Non basterebbe. Di fronte alla vivacità gergale di un testo è imprudente cercare equivalenti nei gerghi e vernacoli di casa propria. Conviene rinunciare, attenuare, tenersi al basso profilo, contentarsi magari di un «la polizia» e basta. Ma in tal modo però si riduce, si appiattisce, si tradisce e infatti il traduttore deve essere disposto all'occasionale tradimento per salvare l'insieme. Condizione fondamentale dunque che egli si renda conto che c'è un insieme
da salvare, il che a sua volta significa che la pur perfetta conoscenza della lingua da cui traduce è insufficiente e in un certo senso irrilevante. Uno strafalcione, una grossa svista faranno ridere la plebe, ma sono facilmente emendabili. Indicano nient'altro che un attimo di distrazione in un'impresa di portata titanica. Giacché il problema del tradurre è in realtà il problema stesso dello scrivere e il traduttore ne sta al centro, forse ancor più dell'autore. A lui si chiede di essere insieme e a freddo Napoleone e il suo più infimo furiere, di avere lo sguardo d'aquila dell'uno e la maniacale pignoleria dell'altro. Gli si chiede di dominare non una lingua, ma tutto ciò che sta dietro una lingua, vale a dire un'intera cultura, un intero mondo, un intero modo di vedere il mondo, e di saper annettere imperialisticamente questo mondo a un altro del tutto diverso, trasferendo ogni sfumatura, registro, accento, allusione, tonalità entro i nuovi confini. Gli si chiede infine di condurre a termine questa improba e tuttavia appassionata operazione senza farsi notare, senza mai salire sul podio o a cavallo. Gli si chiede di considerare il suo massimo trionfo il fatto che il lettore neppure si accorga di lui. Ma il giudice, un lavoro simile non ha prezzo, appunto. Per questo i cinici editori l'hanno sempre retribuito male. Essi sanno di avere a che fare con un asceta, un eroe essenzialmente disinteressato, pronto a dare tutto se stesso in cambio di un tozzo di pane e a scomparire nel crepuscolo anonimo e sublime quando l'epica impresa è finita. Il traduttore è l'ultimo vero cavaliere errante della letteratura. Cribbio! Ma allora non è un mestiere, è una vocazione. Dottoressa Jekyll e signora Hyde. Nella collana Scrittori tradotti da scrittori, un'idea di Giulio Einaudi ci teneva moltissimo, avevamo tradotto Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, che fin dal suo primo apparire era stato pretesto per innumerevoli adattamenti, parodie, facezie, pastiche, come sempre avviene con le opere veramente popolari. Victor Hugo non faceva in tempo a scrivere un dramma che già i teatri parigini ne presentavano varie volgarizzazioni sbeffeggianti. Con il